Continuiamo a parlare di lavoro. Abbiamo ascoltato dalla voce di Francesco Casula la vicenda di questo bracciante indiano morto nei campi alla Terza, associato quasi istintivamente e anche per un destino comune a Satnam Singh, un altro bracciante morto nell'Agripontino qualche settimana fa, la cui vicenda ci ha veramente angosciato e turbato tantissimo, che ha nuovamente messo in luce la questione del caporalato. Abbiamo lasciato Francesco con una domanda che adesso voglio rigirare a Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Ma c'è una reale volontà di sconfiggerlo questo caporalato, come fu fatto, diceva lo stesso Francesco, per il contrabbando ad esempio negli anni 90? Ce li ricordiamo, insomma, le sigarette vendute a tutti gli angoli delle strade. A un certo punto non se ne videro più, si decise che non doveva essere più così. Può essere così anche per il caporalato e soprattutto c'è questa volontà? D'Arcangelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma innanzitutto il punto è proprio quello: noi non siamo di fronte all'anno zero per quanto riguarda la lotta al contrasto al caporalato. C'è una legge dello Stato, la legge 199 del 2016, che dice determinate cose su come bisogna agire anche a livello territoriale, con ad esempio la rete del lavoro agricolo, che sono commissioni che si inseriscono all'interno di ogni territorio. Il punto è che serve la volontà politica dello Stato, lo Stato in tutte le sue forme, dal governo alla magistratura, alle forze di polizia, quest'ultime comunque grazie a loro che comunque c'è una azione decisa sul territorio. Permettetemi anche di rivolgere un caloroso ringraziamento, un segno anche di speranza al lavoro fatto dai medici del San Pio di Castellaneta, che non hanno creduto alla versione del datore di lavoro, hanno fatto degli accertamenti medici a riguardo. Delle cose da fare ce ne sono, quindi potenziamento dei controlli prima di tutto, l'applicazione della legge 199 del 2016, quindi anche incentivando chi deve denunciare gli atti di caporalato verso i lavoratori, ma anche i lavoratori stessi devono essere incentivati e protetti nell'ambito delle denunce. L'introduzione del tema della congruità anche in agricoltura, cioè comprendere se quell'impresa ha le carte in regola, se ha il DURC in regola e quanto per l'appunto sono i suoi volumi di produzione relativamente alla forza lavoro che ha. Poi ci sarebbero addirittura i fondi del PNRR, questo anche un po' dal punto di vista urbanistico, cioè si incrocia con le politiche urbanistiche relativamente al fatto che, ad esempio, se io penso al territorio di Foggia, lì dove ci sono i ghetti di Vignano e Borgo Mezzanone, il PNRR prevede tante risorse, si parla di oltre 100 milioni di euro per costruire abitazioni o comunque infrastrutture che servono a smantellare e a integrare i lavoratori con le persone, con gli autoctoni dei territori. Ma poi ci sarebbe anche la questione che riguarda il permesso di soggiorno, una maggiore attenzione in un paese in cui si fa, diciamo così, una battaglia di propaganda contro gli immigrati. È un altro problema serio, perché la maggior parte dei migranti che ritroviamo nei campi a lavorare in queste condizioni sono persone che la testa non possono alzarla perché il permesso di soggiorno non ce l'hanno, e domandiamoci anche perché chi lavora nel nostro paese ha questa grave difficoltà poi ad avere un permesso di soggiorno anche di lavoro. Voi avete scritto alla prefetta di Taranto Dessì chiedendo una convocazione urgente di una cabina di regia di contrasto al caporalato, proprio alla luce di questa vicenda emersa alla Terza. È stata già stabilita una data, avete avuto un'interlocuzione, risale a ieri questa richiesta, quindi insomma comunque poche ore fa. No, non abbiamo avuto nessun riscontro, alcuna interlocuzione, ma questo ci sta perché comunque questo ce lo aspettiamo nel corso dei prossimi giorni. Quello, ecco, la dimostrazione che c'è uno strumento sul territorio che è del 2017, addirittura di marzo del 2017, che mette dentro tutte le parti interessate, e noi lì vogliamo agire perché
La dico con una metafora, le emergenze del nostro paese legate al lavoro, nella fattispecie il caporalato, sono un po' come la logica del mare. Quando il mare è calmo va tutto bene, nessuno ne parla, certo. e si fa anche fatica ad attirare l'attenzione su questi temi. Poi quando il mare mossa, cioè quando ci sono tragedie come quelle dei 2 lavoratori indiani tra Latina e La Terza, allora ci si ricorda che c'è un'emergenza e la si prova ad affrontare. Poi il mare si calma nuovamente e si ritorna E come si prima. Ecco, noi dimentica. vogliamo evitare questa dinamica, perché è un'emergenza strutturale che non riguarda solo il lavoro, ma riguarda anche la legalità, perché dietro molto spesso ci sono logiche criminali. Certo, Il assolutamente. caporalato è un fenomeno assolutamente criminale, su questo che bisogna incidere. Ecco perché parlo della presenza dello Stato e non solamente del territorio o comunque delle organizzazioni sindacali. La presenza dello Stato in tutte le sue forme in questo momento è fondamentale, come diceva il giornalista Casula, proprio se si vuole fare come si è fatto ad esempio per il contrabbando. Ecco, quando lo Stato decide di fare lo Stato non ce n'è per nessuno. Noi vogliamo che avvenga questo anche per l'emergenza caporalato. D'Arcangelo, devo chiudere in 20 secondi davvero, perché c'era un altro tema che dovevamo toccare. Voi avevate già in programma sabato un incontro a Crispiano a 9 anni dalla morte della povera Paola Clemente, e torniamo sempre allo stesso discorso. Cibo etico e caporalato, il tema, se ci vuole ricordare solo dove e in breve, perché davvero devo mandare la pubblicità, quindi non ho più il tempo. L'argomento mi rendo conto che è importante e quindi abbiamo preso qualche minuto in più. Sì, a Crispiano, la presenza anche del sindaco di Crispiano, con l'istituto alberghiero di Crispiano. Noi proporremo una borsa di studio su una ricerca sulla consapevolezza e sul cibo etico in tutta la filiera, dal momento in cui si raccoglie fino alle nostre tavole. È un modo per sensibilizzare, perché dobbiamo anche sensibilizzare i cittadini sul fatto che su questo un prodotto che costa meno molto spesso è perché proviene da una filiera criminale.